Di Pietro, salve, benvenuto. Buongiorno a lei, buongiorno agli in TV ascoltatori. Rivoluzione Civile. Dice Paolo Romani, è il modo per competere sui mercati, non sono tangenti. Siccome ci sono delinquenti in giro, dobbiamo fare i delinquenti per poter competere con chi è più delinquente. Mi pare una cosa che non ha né capo né coda, mi pare una cosa che va contrastata. Esiste la corruzione internazionale ed è un reato. Il fatto stesso che questo reato esiste non solo da noi ma anche negli altri paesi e che a volte non vengono scoperti, ma non è che è una buona ragione che siccome ci sono alcuni paesi in cui si prendono le mazzette, allora noi dobbiamo dare le mazzette per poter fare le commesse. Noi dobbiamo invece fare le cose in regola. Se è una provvigione, perché c'è un intermediario, allora al bilancio si scrive provvigione al signor Giovanni perché mi ha messo in contatto col signor Nicola e ho preso tot e ci paga pure la tassa. Se invece faccio un falso in bilancio per procurare una provvista, lo metto all'oscuro del bilancio di Finmeccanica, dove ci vado a pagare una tangente che poi mi ritorna pure indietro, in parte in Italia. Se poi non parliamo di Finmeccanica possiamo parlare anche delle Monte Paschi di Siena. Se devo comprare una cosa a 7 miliardi, Anton Veneta, e lo compra a 9 miliardi e poi 2 miliardi lo vado a mettere in conti che non si sa dove sono andati a finire, alle Bahamas, e non si sa, senza che siano stati pagati neanche adesso una volta. La tangente dei 2 miliardi del MPS fa impallidire persino il caso Montese. Lo dico se ci fosse sarebbe una cosa stratosferica. Lo dico in Di Pietrese. Ai tempi miei c'erano le mazzette, che si chiamano in gergo corpo di reato. Stabilite questo, adesso lo chiamano royalty, che riprendono i broker per fare trading. Sempre il 5%, è sempre il 5% in nero, sempre per un'azione che, se fosse trasparente, dovrebbe rispettare le regole della trasparenza. Quindi, in un caso del genere, siamo di fronte a un corruttore e a un corrotto. E se Finmeccanica adesso sta perdendo quota, sta perdendo credibilità, non è perché c'è un magistrato, come ha detto Berlusconi, c'è un magistrato criminale che ha scoperto le tangenti, perché c'è un criminale che ha pagato le tangenti. Mi scusi, perché vuole denunciare Monti su questo? Lei ha detto che vuole denunciare Mario Monti. Perché, io, guardi, le do solo un foglio di carta, un foglio di carta, tanto per riassumere che cosa è successo. In questo anno e mezzo, io a Mario Monti noi abbiamo fatto 40 atti parlamentari per avvertirlo di quello che stava succedendo. Abbiamo fatto... Cioè, da quando a novembre Monti si è insediato, adesso 40 voi avete atti fatto 40 atti parlamentari per dirgli cosa? Abbiamo avvertito per filo e per segno quello che stava avvenendo in Finmeccanica. In realtà l'abbiamo fatto anche 3 atti parlamentari per avvertire di quello che stava avvenendo in MPS. In entrambi i casi Monti fa il finto tonto. Fa il professore che sta troppo in alto, che lui di queste cose non si occupa, di queste cose non si parla. A Monti, sei presidente del Consiglio, tu non puoi far finta di fare Ponzio Pilato. Gesù Cristo è rimasto ammazzato perché c'era uno come te che si è girato dall'altra parte. C'è una responsabilità politica, istituzionale e, a mio avviso, anche omissione d'atto d'ufficio perché è stato avvisato formalmente.